Non c'è donazione senza comunità, non c'è donazione senza assenso. Lo afferma senza tema di smentita il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti durante la presentazione del lavoro che ruota attorno al COT, il coordinamento ospedaliero trapianti dell'azienda sanitaria bellunese guidato dal dottor Lorenzo Bernardi. I dati premiano la generosità del territorio dell'ULSS 1 Dolomiti. Di questi buoni risultati non si può che ringraziare la popolazione bellunese, ringraziare coloro che sono stati donatori, che hanno donato e quindi hanno espresso un sì in vita alla donazione, e ringraziare le loro famiglie, al di là dei numeri che sono numeri diciamo percentualmente buoni. Il COT è operativo 24 ore su 24 e lavora a stretto contatto con il Centro Regionale Trapianti di Padova e quello nazionale di Roma. Si lavora in rete e per matchare gli organi donati con i riceventi il centro di riferimento è il Policlinico di Milano. Non c'è età per non andare incontro all'attuazione di questo dono. Abbiamo donatori in alcuni casi che superano anche gli 80 anni. Il dato che fotografa meglio la disponibilità dei bellunesi è quello delle dichiarazioni raccolte negli uffici anagrafe dei comuni. Sono oltre 54.000 le persone che hanno espresso il proprio consenso alla donazione, un patrimonio di solidarietà che porta Belluno ai vertici regionali e nazionali e che è fondamentale per l'attività di trapianto, il cui cuore pulsante è rappresentato anche dalla elevata professionalità degli infermieri in servizio nei centri degli ospedali bellunesi. Il maggior carico in questa attività ce l'hanno gli infermieri dei nostri coordinamenti ospedalieri trapianti, che hanno una parte importante anche nel mantenere la comunicazione con i familiari dei donatori. C'è una visione di equip molto importante, una visione multiprofessionale dove ciascuno sa utilizzare al meglio le proprie competenze. Questa equip multiprofessionale ha incontrato una comunità che non soltanto è accogliente ma si scopre essere molto aperta alla donazione. È un rapporto di fiducia reciproco che si vuole sviluppare al meglio nonostante una percentuale di opposizioni, cioè di cittadini che scelgono per il no alla donazione, magari perché non sufficientemente informati. L'importante è fare una scelta profonda e consapevole, ricordarci che doniamo vita e qualità di vita, vita vera nel senso della donazione di organi, ma anche un'importante qualità di vita nella donazione di tessuti.